grazie Alessia, grazie a tutti quelli che avete organizzato. Non voglio divulgarmi tanto perché poi ci sarà la presentazione del libro e tutto quello che è scritto. Credo che sia l'ennesimo momento in cui capiamo come con la cultura è sotto varie forme. Ieri siamo stati a un bellissimo evento organizzato dalla Regione Liguria al Teatro Aris, dove tramite un quadro di un'attrice che tanto ha detto e ha vissuto il tema della violenza sulle donne, si è voluto dare un messaggio laddove ci sono i riflettori, laddove ci sono i riflettori per dire ancora una volta no, la violenza sulle donne tramite una forma di cultura che ce la vittoria. Oggi siamo qua, parliamo di un'altra forma, che è quella di descrivere, che racconta storie di tutti. Le racchiude in un libro e non è soltanto questo, perché conoscete bene questo mercato, raccontato, io diciamo che ho a che fare con lei da un po' di anni, quindi ne abbiamo fatte tante, eventi sulle scalinate, eventi nei teatri, luoghi istituzionali, eventi delle donne. Ovviamente qui si parla di cultura scritta e di cultura cantata, una bellissima canzone di Alessia che ha sensibilizzato su questo tema. È importante, sempre più importante di ricevere unità, è significativa per riaffermare e affermare, forse non riaffermare, ma affermare la cultura del rispetto. Quindi questo è un modo di declinare un'associazione che è la vostra, che non dobbiamo dimenticarcelo, perché diceva bene Alessia prima, nasce nella nostra terra, nasce in Liguria, è nazionale, è italiana ed è nata nella nostra regione, quindi assolutamente da sostenere e da valorizzare. Non fermarci in questo tentativo, in questo obiettivo di tra vari step, questa è la sfilata che si diciamo dà tante curiosità per una sfilata eccetera, ma affermare questa cultura del rispetto che non è scontata purtroppo, lo abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo e io mi permetto di dire che mi sto occupando tanto più di cultura chiaramente, ma anche nel senso che quando si è in Parlamento ci siamo occupati tutti i temi ovviamente, però in maniera specifica sono la vicepresidente della Commissione Attività Produttive, parlo di una cosa di ruolo istituzionale, ovviamente non fa niente di diverso dagli altri, però da quel punto di vista continuiamo a riflettere sul dato. È importante affermare la cultura del rispetto, è importante sconfiggere, affrontare questa tematica in maniera pervasiva nella società, quindi arrivare alle famiglie, nelle scuole, in ogni momento, in ogni luogo dove si può dialogare e riaffermare tutto questo. È importante però che non dimentichiamo una cosa, ci sono anche imprenditrici legate a questa tematica, che c'è un tema di gap economico, di dati che ci arrivano, il 65% delle donne che si recano ai centri di violenza in Italia, ai centri alti di violenza in Italia, non hanno una pensione, il 30% delle donne non ha un conto corrente. Allora, cultura del rispetto, a fianco però la necessità di portare sempre più cultura del sensorato, cultura economica, indipendenza economica alle donne che altrimenti rischiano di non riuscire a uscire da certi percorsi. Necessità di sensibilizzare gli imprenditori, di poter inserire e dare un futuro, uno sviluppo e una prospettiva a quelle donne che purtroppo hanno percorsi più difficili. Tutto questo non dobbiamo dimenticarlo, perché altrimenti se ci fermiamo soltanto al rosso, all'evento o al piccolo evento, perdiamo di vista quello che è più grave. Dobbiamo tenerlo presente tutti, dobbiamo farlo noi che abbiamo un po' di Grazie davvero, grazie per l'attenzione, grazie per l'entusiasmo, come sapete ci siamo per modo che possibile. Grazie. Ilaria Cavo, allora onorevole, noi ci siamo già viste in occasioni di corsa con le donne, con iniziative per la cultura, iniziative per la di corsa proprio in senso fisico, la staffetta della rinascita, appunto l'ultimo evento in cui ci siamo incrociate. Questo evento di oggi quindi un evento importante per diffondere quella che è la cultura del rispetto. Ma sì, è quello che ho detto nel mio intervento. Ringrazio ovviamente per essere stata invitata e ringrazio l'associazione 100 Donne Vestite di Rosso, Alessia Cotta Armusina e tutte le donne che la sostengono per esserci sempre, dare sempre un segnale culturale laddove ci sono i grandi eventi, perché è importante. Uno può pensare Sanremo è il festival, si parla dei cantanti, si parla di tutto il resto.
cosa si fa un evento collaterale che tanto non nota nessuno. Non è vero, è proprio laddove ci sono i grandi eventi che bisogna continuare a insistere, a insinuare, a gettare questo seme della cultura del rispetto in tanti modi. Noi siamo stati, ad esempio, con un'iniziativa di Regione Liguria che ovviamente anche mi ha coinvolto e che ho sostenuto, e che è stata quella di trovarci davanti al quadro di Giuditta che uccide Loferna, di una grande pittrice di 4 secoli fa, ed è un quadro che dice no alla violenza di genere, lo fa tramite un'altra forma d'arte che è quella pittorica. In questo evento siamo qui a raccontare invece un libro di storie che dicono no alla violenza e che raccontano il valore della donna e quindi la cultura del rispetto, a vedere una sfilata di ragazze generosissime che in un'altra forma d'arte si sono messe in gioco, e ogni momento è importante perché bisogna fermarla questa cultura, perché noi non riusciamo a sconfiggere questo tema, questo problema della violenza di genere con una soluzione soltanto. Ci sono, certo, c'è il codice rosso che è stato rafforzato, c'è l'effetto deterrenti delle leggi, ma non si risolve soltanto legiferando e facendo delle leggi diciamo restrittive. Anche questo, ma poi bisogna fare questa rivoluzione culturale, permeare la società, andare dai ragazzi, andare nelle scuole, nelle famiglie, per fare in modo che si cresca con la cultura del rispetto e quindi non si arrivi all'estremo di tanti casi a cui stiamo assistendo. Io mi sono permessa di dire quindi benvenga ogni momento. Dovremmo essere pieni di questi momenti in Italia, perché vuol dire che questo seme viene sempre più seminato e probabilmente i frutti li dà, e probabilmente riusciamo a arginare questo tema. Io mi sono permessa di sottolineare come cultura del rispetto voglia dire tante cose, vuol dire anche tenere presenti i dati della violenza economica delle donne, perché abbiamo i grandi casi della cronaca, quelli più noti e che quest'anno ci hanno sconvolto credo come non mai. Abbiamo i casi della violenza fisica, i casi più eclatanti, ma poi abbiamo tutti i casi di una violenza economica che impedisce alle donne di staccarsi, di diventare autonome, o impedisce alle donne di rientrare in un percorso di recupero una volta fatto un percorso presso i centri antiviolenza. Anche su questo dobbiamo lavorare molto. Pensiamo che il 65% delle donne che si recano ai centri antiviolenza in Italia non ha una pensione, quindi vuol dire che ha avuto una vita lavorativa che non ha garantito un'autonomia vera, e il 30% delle donne in generale non ha un conto corrente. Anche questa cultura dobbiamo fare in modo che di affermare sempre di più una cultura economica, una cultura dell'indipendenza della donna, per evitare che diventi diciamo incapace essa stessa di dire no alla violenza. Dobbiamo esserci come sistema, come rete in cui ogni soggetto della vita sociale è coinvolto, perché ribadisco, non è con una soluzione che lo risolviamo, ma è tutti insieme, quindi con ogni associazione, con ogni momento, anche con un momento come questo. Grazie quindi a voi. Cambiamento radicale. Il problema è radicale, quindi anche il cambiamento deve essere radicale. Grazie, noi la inviteremo quindi in qualche nostro evento, scuola e famiglia, proprio per partire dalle radici e dalle basi. Se sarò libera e potrò, non essendo donna impegnata ma non ubiqua, cercherò di esserci col cuore di sicuro. Grazie a voi. Grazie. F Festival. F Industrial.